Marostica muove il re e l'alfiere e piazza un altro scacco a quello che dovrebbe essere il re della Pedemontana, ovvero Bassano, ma lo scacco stavolta mette in imbarazzo più che altro la regina. È ormai una partita aperta, quella fra la città del Ponte e la cittadina degli Scacchi, che già qualche settimana fa aveva piazzato un bel colpo con le torri, pardon, il teatro, quando il Politeama aveva superato nettamente l'Astra nella scacchiera dei luoghi di cultura e spettacolo per il territorio. Lo scacco alla regina, dicevamo, arriva niente meno che dalla provincia, dove questo territorio sarà rappresentato in toto da Marostica, grazie alla delega al turismo affidata a Matteo Mozzo da Francesco Rucco e a quella al bilancio data a Giorgio Santini. Due ruoli importanti con i marosticensi che hanno avuto la sponda di Germano Racchella a Cartigliano e di Paolo Bordignon a Rosà. Ruoli di grande prestigio e non è sfuggita ai più la sottile ironia del caso che vede il primo cittadino di Marostica referente per il turismo nell'area in cui una capitale come Bassano può proporre, oltre al ponte, tanta storia, mostre, musei, riferimenti storici e chi più ne ha più ne metta. E Bassano, niente di niente, relegata nell'oblio di una politica cittadina che, a questo punto è lecito chiederselo, ha forse perso l'appeal che aveva un tempo sul territorio. Peccato, perché in questa partita a scacchi si vince tutti assieme e si perde tutti assieme. In ballo c'è il futuro di un'area in grado di valorizzare tutte le eccellenze di un territorio che può vantare tanto il castello di Marostica quanto il ponte di Bassano, tanto la cartolina del Brenta quanto la montagna altopianese e del Grappa. Tant'è, la strada è ancora molto lunga e la partita è tutta da giocare, sempre che qualcuno non butti all'aria la scacchiera.